Rimaniamo in tema, abbiamo sentito carenza di munizioni o munizioni che naturalmente sono difettose. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL Polizia di Stato, però c'è da tirare un punto sul sollievo. Alfano, il ministro dell'Interno, ha promesso nuova strumentazione per le forze di polizia. C'è da crederci? Beh, speriamo, speriamo, perché questa è poi una notizia che corre sul web da pochi minuti prima di andare in onda. L'ANSA, su nostra richiesta di tutti i sindacati confederali, insomma, ha detto che troverà 2 miliardi di euro per dare una rinfrescata a quello che è il cyber security e la strumentazione e i famosi giubbotti, circa 50. Il problema è questo, lei ha toccato un tasto, perché io sento sempre parlare in questi giorni, ma adesso ci servono i giubbotti, ci serve questo, cioè non è che c'è il negozio dove si vanno a comprare i giubbotti e avessimo i soldi, andiamo giù al negozio, prendiamo i giubbotti, ci vuole una gara d'appalto. Ci vuole vincere la gara d'appalto e fare correttamente le cose, e quindi i giubbotti potrebbero arrivare da qua a 2 anni se si iniziasse oggi, per dire questa cosa. Speriamo invece che arrivino altri strumenti come i computer, quello che parlava lei prima, che arrivino le munizioni sane, perché questa cosa l'avevo già denunciata io negli scontri di Roma. Se si ricorda, l'anno scorso abbiamo dovuto lanciare lacrimogeni scaduti 96-98. Quindi magari 10-11 anni dopo, quindi niente di nuovo. L'unica cosa che speriamo che adesso vengano rinforzate queste, non solo, ma venga rinforzato il personale nel Giubileo a Roma. E una cosa in particolare... Il rischio non è quello però di perdere forze di polizia questo nel nostro territorio, che ormai questo è il rischio, è già quindi quindi il discorso è questo: prendere gli uomini e portarli là significa togliere dalla città. Questa è la cosa più grave, toglierli da qua e metterli là. Lì ce ne servono 2000 ogni turno, figuratevi voi quante poliziotti servono. E la logistica? Toccheremo poi un altro tasto sulla logistica. La prossima volta sicuramente. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario della UGL Polizia di Stato.